Quando Diego Chilò mi ha chiesto di parlare anche all'inaugurazione del nuovo studio C+ Partners, dopo averlo già fatto alla sua antologica a Trento nel 2014 e la mostra Saper fare per fare a Bassano nel 2016, ho capito che sono diventato per suo volere una sorta di alter ego, cioè colui che rappresenta un'altra persona. Sono così un alter ego, o in questo caso è meglio dire un alter di ego. Siamo noi Dieghi vicentini di nascita, anzi altovicentini. Veniamo dagli stessi luoghi, veniamo da quelle dolci colline che cominciano a salire quando la vasta pianura veneta finisce, un territorio dentro il quale da tempo lavoriamo con insistenza e passione. Questo vasto paesaggio è il luogo dove i progettisti dello studio C+ Partners hanno depositato al suolo le loro architetture della produzione, che chiamerei lo spazio fisico della terra di mezzo. Questa terra di mezzo è il luogo che indica il viaggio verso l'azzurra lontananza di Venezia, verso la luce e l'ombra della città lagunare. Questo luogo è la terra ferma di quella città, non periferia dunque, non solo d'intorno, non solo appendice delle città meta del viaggio che i nordici avevano intrapreso scendendo dei monti e dalle colline della Pedemontana, attraversando questa terra di mezzo, non prima di averla guardata dall'alto di quei monti, quei paesi usati come un'altana. Guardare il paesaggio della nostra terra di mezzo, leggermente rialzati da esso, come un'altana di un piano nobile di una villa palladiana, questo mi pare un primo riconoscimento tipologico guardando gli edifici dello studio C+ Partners e in particolare il corpo degli uffici. Scrive Mies van der Rohe: l'edificio per uffici è una casa di lavoro, dell'organizzazione, della chiarezza, dell'economia, spazi di lavoro luminosi, ampi, ordinati, non separati, ma suddivisi come l'organizzazione dell'impresa, massimo effetto col minimo dispendio di mezzi. E qui risuonano emblematiche le parole di un architetto del Cinquecento: devi sì avanti che a fabbricarsi cominci diligentemente a considerare ciascuna parte della pianta e in piedi della fabbrica che si ha da fare, ma avanti che a disegni di quelle si venga, parmi molto a proposito ragionare del sito o luogo d'eleggersi per esse fabbriche e del comportamento di quelle. Andrea Palladio, I 4 libri, libro secondo, capitolo primo, Venezia, 1570. Vorrei azzardare questo paragone tra le fabbriche, come li intendeva Palladio, e queste altre fabbriche della produzione contemporanea. Le ville che Palladio eleva nel territorio veneto sono vere e proprie fabbriche di produzione agricola, organizzate funzionalmente per sovraintendere alla gestione delle proprietà terriere, ma anche organizzate in una nuova forma architettonica, collegando la casa del padrone, le barchesse e le colombare, il tutto in un rapporto strettissimo col paesaggio. Se guardiamo attentamente le fabbriche dello studio C+ Partners, notiamo questa volontà di elevare la piattaforma del corpo uffici per farla diventare il piano nobile che sovraintende la produzione della fabbrica per dare forma, facciata, riconoscibilità, trasparenza e soprattutto creare l'interscambio di relazioni tra interno e esterno. E se continuiamo a guardare ancora meglio queste fabbriche come architetture e paesaggi della produzione, come recita il titolo di Monograph, ci accorgiamo che sono immerse nei nostri paesaggi per cercare la naturalità del luogo, anche quando sono costrette dentro le maglie dello zoning delle aree industriali, cercano la natura del paesaggio lontano e a volte ricreandola al loro interno. Nei prossimi anni, scrive l'amico Pino Scaglione nella presentazione di Monograph, quando si affronteranno i temi della dismissione del modello capannone già in atto, ci sarà da comprendere come esperienze importanti anche in questa area difficile del Veneto, quali la fabbrica Benetton di Tobia Scarpa, tra le più significative, e il lavoro di C+ Partners su diversi edifici industriali. Questi esempi potranno essere un riferimento sia per nuovi modelli che per possibili riconversioni. Io aggiungerei, caro Pino, per restare nella nostra terra di mezzo, posta a ridosso delle colline in vista delle montagne e dentro la lunga traiettoria territoriale della Pedemontana, anche la straordinaria fabbrica Brion-Vega dell'architetto Marco Zannuso, realizzata a Caselle d'Aso tra il 63 e il 67, 50 anni fa quindi. Scriveva Zannuso nella presentazione del progetto: mi pare che in questo progetto è una buona soluzione di integrare attraverso la trasparenza il volume esterno ed interno, la natura l'ho lasciata intatta, agricola, e mi sembra un bel risultato riuscire a risolvere questo rapporto di trasparenza e di volumi.
La fabbrica ha una sua qualità domestica, con questa trasparenza verso il paesaggio, le vetrate modulari aperte sulla natura, era domestica specialmente all'interno, andava al di là della rigidità della fabbrica. Una fabbrica quindi elevata in rispetto della bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di conforto nel lavoro di ogni giorno. Tornando allo studio C+ Partners, io intravedo nei loro progetti la volontà di munirsi di un'educazione palladiana per depositare al suolo un edificio in terra veneta, e Aldo Rossi ce l'ha spiegata bene cos'è questa educazione palladiana in una sua memorabile lezione magistrale al Teatro Olimpico di Vicenza nel 1996. Credo, affermava Rossi, che Palladio sia uno dei pochissimi architetti in cui sia presente il senso della natura, il senso della fabbrica, ma anche una inquietudine verso l'antico e verso l'avvenire. Aldo Rossi nella sua autobiografia scientifica indica come suoi maestri assoluti gli architetti nordici Adolf Loos e Mies van der Rohe, poiché agli albori del moderno nell'opera di questi maestri il classico incomincia a interiorizzarsi per diventare una premessa concettuale. In coerenza con la dichiarazione di voler procedere dall'interno verso l'esterno, in Adolf Loos e Mies van der Rohe, il classico, oltre che essere una citazione, appare come un principio d'ordine che intende stare poco visibile, si presenta come misura e controllo dello spazio tridimensionale, un fine che, secondo le indicazioni di Palladio, richiede l'uso della proporzione armonica. Noi lo sappiamo che durante il decennio del 1550 Palladio fu assiduamente coinvolto nella traduzione dal latino all'italiano del testo vitruviano e nel suo commentario d'opera del veneziano Daniele Barbaro. Se è certo che Loos aveva utilizzato i 4 libri, come del resto ha testimoniato l'amico pittore Oskar Kokoschka, risulta evidente che esiste una analogia tra la vicenda del Palladio e l'allusiva figura pressoché unica nella storia del detto di Loos. L'architetto è un muratore che conosce il latino. Ho cercato per tanto tempo quel muratore, muraro in dialetto, e soprattutto dove era finito. Lo scrittore Luigi Meneghello, un uomo della nostra terra di mezzo, un artigiano della parola, un letterato per uso del dialetto, quando aveva 6 anni per un mese ha tenuto un diario. Martedì 23 aprile 1928. Questa sera i murari hanno buttato giù le scale del seccatoio. Sono divertito a guardare. Erano in 3. Mercoledì 24 aprile 1928. Quest'oggi i murari hanno buttato giù il cesso e ne hanno messo su uno di nuovo. Erano in 3. Giovedì 25 aprile 1928. Quest'oggi sono venuti i murari e hanno messo il solaro. Erano in 2. Alla fine è ancora Luigi Meneghello, diventato scrittore, che mi ha aiutato a capire dove era andato a finire il terzo muraro, descrivendo la nascita del più straordinario sodalizio dell'architettura mondiale, avvenuta durante la costruzione di Villa Cricoli a Vicenza nel 1538 tra Gian Giorgio Trissino e il tagliapria Andrea della Gondola. Scrive Meneghello nel 1976 in Fiori Italiani. A ogni modo, questa villa era stata di un conte locale, illustre campione della cultura urbana, e tuttavia, ora lo sappiamo, assassinato da essa. Mentre un giovane muratore che lavorava lì da lui, in villa, fosse preso un po' in giro per il suo soprannome così poco nostrano, Ciopa e Avio, era poi diventato la dimostrazione vivente di come un vicentino, anche di adozione, può sedersi a cavallo della storia urbana e farla trottare. Vorrei finire, caro Diego Chilò e cari C+ Partners, nel rinnovare a voi la mia stima e vicinanza nel vostro fecondo viaggio in questa terra di mezzo, dove avete depositato al suolo le vostre architetture, e per aver seguito quella modernità che quel muraro, andandosene dal cantiere dopo aver messo il solaro, vi è poi ritornato con rinnovata cultura costruttiva e paesaggistica, realizzando la più straordinaria avventura architettonica del mondo. Buona fortuna a voi!